I monumenti de Padova illustrai da Camillo Semensato in lingua padovana. Un colle saremo via Altinate. Via Altinate se ne vecchia strada de Padova. Anche il nome se vecchio. E se chiama Altinate perché continuando si arrivava a Altino. Altino adesso quasi non che ma una volta, quando che era i romani e venessi ancora no a Gheiera, Altino era il porto più grande da sta parte. Anni fa, scavando per mettere su le fognature, iga trovai a vecchia strada romana, qui ha fatta tutta coi pieroni, che non era certo un scherzo fare. Igo visti anche a me, tutti bei in fia, che parea de vedere a via Appia. E savio cosa che ha fatto la sovrintendenza? L'ha tornato a querserli, perché a sovrintendenza non gli importa mica che a roba se veda o no, che serva o no alla cultura, che basta conservarla. Ega pensà che fosse meglio assarla sotto, con la speranza magari di poter un'altra volta scavare tutta Padova romana, come Pompei, e buttar via quello che c'è sopra. Se entra in via Altinate, traversa una porta medievale. Dopo a porta che era un ponte, e sotto che passava un canale che si sta tombina. Da sta parte che era un canale che girava attorno alle mura romane, e più tardi torno a quelle medievali. Un bel giorno Ega ha deciso di quersarlo per far passare le macchine. E se sta un peccà, perché se salta fuori una strada brutta, tutta fatta col dadrio delle case, che chissà quanti anni a metterà a diventare meglio, se mai sarà possibile. Sta strada nuova si chiama Riviera dei Ponti Romani. Ega ha pensato di chiamarla Riviera perché una volta che era l'acqua, ma adesso non ha più. Se resta invece qualche tocco de ponte, sottoterra naturalmente. Il Pibeo è quello che attraversava il canale in via San Francesco, vicino all'università. Che se ancora una scaetta che vasò, e se podaria anche a vederlo, se fosse verto il cansetto de ferro, che adesso se teniu sempre sarà, perché che era sempre qualche duni, così entusiasta degli antichi, che andava a fare i suoi omaggi a Vespasiano, anche perché a Padova non si resta più nessun luogo a ricordare sto grande imperatore. Andiamo avanti. Scumissi a qualche vecchia casa e qualche passo nuovo che non pare buon naturalmente. Se sta dopo la guerra, quando che nessuno pensava a essa, perché bisognava costruire in pressa più che se poteva. Ma dopo via Altinate torna bea coi sopporteghi. Ghese anche a qualche casa col suo vecchio giardin. A metà ghese il tribunale e dopo a sinistra è accesa de San Gaetà. Bisogna fermarsi un fià perché a del scamozzi. E a accesa quasi quadra par dentro e par fora. Par fora non a fa piangere per l'emozione, ma par dentro è ase alta con dei piastri che va su su fino al quarto della cupola. Sto Scamossi che aveva il spirito dell'ingegner, senza cemento armato naturalmente, ma che aveva del coraggio. Le pitture sono importanti a seconda dei punti di vista. Se uno vuol commuoversi, diria di no. Se invece uno vuol conoscere meglio certi pittori di quel tempo, e ora è certo interessanti. E accesa è a fine del Cinquecento e pitture anche in parte. Qui è a cupola e ha fatto un francese, Ludovico de Vernancel. Il nome è vero, non me lo so inventare per impressionarvi. Prima di arrivare a Cesa de Santa Sofia, a sinistra, si incontra un'altra costruzione del Scamossi, Palazzo Friuli. Facile da trovare perché il Varda è a Piazzetta di Accesa e perché si capisce subito che è più importante degli altri. Dando avanti da ste parti, per via Santa Sofia e girando per via Cesare Battisti, a sinistra, si incontra a Cesa de Santa Caterina, che adesso sempre sarà. Pare che sia qualcosa di pericolante. Ma chiesina be accesa col coronamento dell'altare de Bonazza e a tomba di Francesco Tartini, che è stato un famoso musicista del Settecento. Egli era nato a Piran, in Istria, e dirigeva a Capea del Santo. I padovani finalmente si era incorto che è stato un grande compositore e per merito di Claudio Scimone gli dedica un festival ogni anno.